35 punti, frutto di 11 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, 30 i gol realizzati, nessuno in casa ha fatto meglio del Siena, un rullino di marcia da promozione che va però a scontrarsi con un rendimento in trasferta non proprio da squadra che punta al salto di categoria. Come il Novara anche il Siena stasera la possibilità di agganciare in vetta l'Atalanta in attesa dell'impegno che attende domani i bergamaschi a Torino. Dall'altra parte c'è una Triestina a caccia disperata di punti salvezza, Triestina che lo ricordiamo occupa la penultima posizione in classifica. Entrambe le squadre lamentano delle assenze, nel Siena influenzati del Grosso e Carobbio, infortunato Camatà, squalificati Reginaldo e Bolzoni, quest'ultimo autore sabato del gol vittoria a Modena. Nella Triestina squalificati Daiello e Testini. Formazioni, squadre speculari come modulo 4-4-2, il Siena di Antonio Conte si schiera con Coppola in porta, linea difensiva formata da Vitiello, Rossettini, Terzi e Rossi, a centrocampo Troianiello, Vergassola, Marrone e Sestu, in attacco Caputo e Calaiò. Risponde la Triestina di Sandro Salvioni, Colombo in porta, in difesa Filcor, Cottafava, Malagò e Longhi, a centrocampo Antonelli, Gerbo, Gissi e Miramontes, in attacco Marchi e Longoni. Dirigerà Tozzi di Ostia. A Siena la serata è fredda e ventosa, presenti sugli spalti circa 4.000 spettatori. A te Corsini. 3 minuti più recupero al termine del primo tempo, 0-0 fra Siena e Triestina. Piove con insistenza da qualche minuto e ci sarà un sontuoso recupero, crediamo, un corposo recupero, perché il gioco è stato interrotto per almeno 3-4 minuti. Questa l'entità, pensiamo, del recupero che assegnerà il direttore di gara. Ma seguiamo Miramontes per la Triestina, pallone nel cuore dell'area di rigore del Siena, però preda di Terzi, e c'è dall'altra parte la formazione di Antonio Conte che ribalta il fronte con Sestu che taglia il campo servendo Troianiello, colpo di testa buono per Vergassola, pallone nell'area di rigore, ancora Colombo, prodezza, poi il tentativo di Terzi, Sestu, ancora Colombo, straordinario Colombo, decisivo in 3 circostanze, 2 consecutive. Nell'ultima azione si è davvero superato Colombo, che è stato infortunato anche per 2 minuti dopo la prodezza avuta su Calaiò, è rimasto a terra per un paio di minuti, poi si è rialzato ed è davvero in splendida forma l'estremo difensore della Triestina. 43 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 fra Siena e Triestina Varese. L'arrondo, il vantaggio del Siena, la mezz'ora esatta della ripresa, Siena 1 Triestina 0. Raffa, 33esimo della ripresa e dunque, come detto nel flash su Reggio Calabria, il Siena ha sbloccato il risultato e conduce 1-0 sulla Triestina. Gol di Larrondo su assist di Mastro Nunzio, ma ci sono forti dubbi sulla posizione di Mastro Nunzio in occasione della rete del Siena. Poi Larrondo ha realizzato a porta vuota e poco fa palo del Siena che ha sfiorato il gol del 2-0 su cross di Sesto, intervento maldestro in scivolata di Malago che ha sfiorato una clamorosa autorete. 33 minuti di gioco nel corso della ripresa, Siena 1 Triestina 0 Varese. A Siena 37 minuti e 10 secondi nel corso della ripresa, con il Siena in vantaggio sulla Triestina per 1-0 e continua ad attaccare il Siena. Sestu, lato corto dell'area di rigore, parte il cross basso intercettato, poi arriva Vergassola, il sinistro respinto da Cottafava, ma ancora Siena con Vitiello, pallone sulla destra per Brienza. Vi dobbiamo il racconto del gol del Siena, seguiamo prima l'attacco della formazione di Antonio Conte, tutto da rifare, pallone che torna all'indietro all'interno del cerchio del centrocampo. Dunque era la mezz'ora di gioco, lancio di Vergassola per Mastro Nunzio che è scattato in posizione più che dubbia a nostro avviso. Mastro Nunzio si è involato verso la porta di Colombo, poi ha servito giustamente Larrondo che era liberissimo nel cuore dell'area di rigore della Triestina. Un rigore in movimento è stato per l'argentino che a porta vuota ha depositato in rete. Poi 2 minuti dopo Siena che ha sfiorato il gol del 2-0 con il palo colpito, tentativo di autogol da parte di Malagò che in scivolata appunto ha depositato il pallone sul palo a sinistra del portiere Colombo. Triestina che prova a reagire ma non si è mai fatta vedere dalle parti del portiere del Siena. Coppola, 2 cambi operati da Salvioni poco fa, Bariti per Antonelli e Taddei per Longoni, e Triestina che ora guadagna il primo angolo della partita. Era 9-0 fino a pochi secondi fa, ora 9-1 il conto di corner in favore del Siena. 38 primi, 35 secondi nel corso della ripresa, Siena 1 Triestina 0 Varese. 10 secondi al 90esimo, naturalmente attenzione al Siena che sta attaccando ancora, cross basso, Larrondo anticipato,
di un soffio da Colombo, grande protagonista il portiere della Triestina. 3 i minuti di recupero. Nel frattempo, dicevo, il risultato di Novara fa felice naturalmente il Siena, che in questo momento raggiunge in testa alla classifica l'Atalanta, in attesa del match di domani dei bergamaschi contro il Torino, ammonito terzi. Nel frattempo il giocatore del Siena, 1-0 dunque in favore del Siena. La rete, lo ricordiamo, di Larrondo, il sesto gol in campionato dell'attaccante argentino alla mezz'ora della ripresa. Cambi davvero opportuni quelli operati da Antonio Conte, perché Larrondo e Mastro Nunzio hanno cambiato letteralmente la partita, soprattutto Mastro Nunzio estremamente temibile nell'attaccare lo spazio, anche se va detto che poco fa il Siena ha rischiato, perché c'è stato un intervento maldestro da parte di Rossettini, che ha perso malamente un pallone nella propria tre quarti campo e ne stava per approfittare Taddei, che si è involato verso la porta di Coppola, ma all'interno dell'area di rigore con un precario equilibrio è scivolato, dunque vanificando questa potenziale opportunità da rete per la Triestina. Ora c'è un altro cartellino giallo che viene sventolato dal direttore di gara Tozzi. C'è stato un cartellino giallo nei confronti di un giocatore della Triestina, esattamente di Godeas. E allora 46 minuti 16 secondi nel corso della ripresa, dunque 1 minuto e 40 secondi in questo momento al termine della partita. Siena in vantaggio sulla Triestina per 1-0 e Siena momentaneamente in testa alla classifica con l'Atalanta. Andiamo a Varese ed è finita anche a Siena. Siena batte Triestina 1-0 alla mezz'ora della ripresa, ha deciso Larrondo. A te Raffa.